A Ribera, cuore della produzione della Lancia di Ribera, è stata celebrata una messa di ringraziamento per l'abbondante pioggia che negli ultimi giorni ha finalmente bagnato i campi dopo mesi di siccità. A chiederla gli stessi agricoltori sollevati per le precipitazioni che hanno riportato un po' di speranza nelle campagne. La Santa Messa è stata celebrata da Antonio Nuara, parroco della chiesa San Giovanni Bosco a Ribera. L'iniziativa è stata condivisa e portata avanti da Pino D'Angelo, presidente del Libero Agricoltori Riberesi, e da Paolo Canduscio, imprenditore agricolo, che hanno anche auspicato una soluzione sia per evitare che l'acqua del fiume Verdura finisca in mare, e l'altra quella del travaso dell'invaso Mauta gestito da Enel Green Power. Gli agricoltori continuano a chiedere che venga garantito un flusso regolare attraverso una bretella di collegamento considerata indispensabile per superare definitivamente l'emergenza idrica a Ribera. Allora, noi agricoltori siamo partecipati tutti in massa e oltre agli agricoltori ha partecipato in massa tutta la comunità di Ribera, anche chi non sono agricoltori, perché l'unione della comunità ha dimostrato, la comunità di Ribera, che quando ci sono i problemi siamo tutti uniti e se siamo tutti uniti i problemi si risolvono. Noi abbiamo chiesto ieri sera tramite Padre Antonio e Padre Pasqualino di fare questa messa di ringraziamento per poter ringraziare il nostro Signore Gesù della pioggia e della grazia che ci ha fatto dalla pioggia, così possiamo fare la prossima stagione, avere una stagione tranquilla e per poter irrigare i nostri campi. Assieme a questa grazia che abbiamo ricevuto, ne abbiamo chiesto un'altra di grazia al Signore, quella di poter che Lui ci faccia un'altra grazia, quella di illuminare tutta la classe politica siciliana affinché faccia l'illumine nella maniera giusta, cioè nella maniera di venire incontro alle esigenze, alla risoluzione dei problemi che noi come agricoltori per l'acqua degli usi irrigui e come cittadini siciliani per l'acqua degli usi potabili, perché nella provincia di Agrigento ci sono tutti i problemi, sappiamo tutti i problemi che ci sono di acqua per usi irrigui e per usi potabili. L'abbiamo fatto nella chiesa di San Giovanni Bosco insieme a padre della corte Pasquale, perché tutto l'anno ci ha messo a disposizione i locali dove gli agricoltori si sono potuti riunire. Ecco, cosa abbiamo chiesto al Signore? Abbiamo detto grazie al Signore, perché quello che non ha fatto l'uomo l'ha fatto Lui e lo fa sempre. Solo che se noi avessimo un poco più di saggezza, allora le cose potrebbero andare meglio e quindi potrebbe godere la persona, potrebbe godere la famiglia, potrebbe godere la società. Il problema dell'acqua interessa tutti, interessa la vita personale, interessa anche l'economia del paese, perché l'agricoltura nella nostra zona è il volano di tutta l'economia. Quindi se va in crisi l'agricoltura, va in crisi tutta l'economia del paese e noi vogliamo augurarci che chi ha il compito di fornire l'acqua con tutti i sistemi di raccoglimento dell'acqua e poi anche di darla, possono avere quella saggezza di fare le cose in modo tale che l'acqua non si disperda, perché è abbondante l'acqua che se ne va a mare. Se non si disperde l'acqua, allora stiamo tutti meglio, sia loro perché possono dire abbiamo servito la comunità, sia anche la comunità perché può dire grazie a loro e grazie a Dio abbiamo questi risultati. È una sinergia che bisogna creare. Noi agricoltori cattolici, dopo queste giornate di intensa e proficua pioggia che non vedevamo da diversi anni,
abbiamo pensato di celebrare insieme a padre Nuara e a padre Pasquale della chiesa di San Giovanni Bosco a Ribera una messa di ringraziamento per il Signore che ci ha donato finalmente questa pioggia santa. Devo dire che la chiesa era abbastanza gremita di produttori ma anche di gente comune che è stata sensibile a venire a seguire questa Santa Messa di ringraziamento. Devo dire altresì che la Sicilia è l'unica regione al mondo dotata di un numero forse di 48-50 dighe e che se riempite supererebbero una disponibilità di acqua oltre il 1 miliardo di metri cubi, ma ahimè si arriva ad una capienza del 10-15%. Perché questo? Perché la politica non si è mai adoperata non tanto per la manutenzione, ma soprattutto per il loro collaudo. Questo facilita che cosa? Il mercato nero, io lo chiamo mercato nero dell'acqua, autobotti, speculazioni, acqua che attraverso le condotte vanno a finire da una provincia come quella di Agrigento ricca di acqua e va a finire nel Trapanese, per non dire nel Nisseno,